Non sai, se sapessi che sono furlano, sì. E mio padre e mia madre erano di Glamone. A casa c'erano tre frati. Ho visto là, c'erano tre lingue. Si parlava. Mio padre e mia madre parlavano la roba furlano. No altri tre frati si parlava anche con gli amici di giochi, si parlava per Veneto, il Veneto udinese. E a scuola si parlava per italiano. E allora si veniva su così, parlando in queste maniere. Un po' alla volta ho istituto a parlare, io ho istituto a parlare dal Friuli, qualche libro a scuola, sussidiari, leggere anche qualche libro che aiutava a conoscere il Friuli, per esempio della Lea d'Orlandi, per esempio di altri. E così ho seguito su, mi è italiano, mi è furlano, mi è veneto, ho fatto le scuole e sono andata all'università e dopo mi è sempre piaciuto stare dall'insegnamento. E possibilmente di là in avanti. E soprattutto mi è sempre piaciuto di scrivere anche a massa, infatti, vedi che la bene tante robe di fare in tempi al fuoco. Ma insomma, al resto, al di buono, al resto, io ho scritto lavoro e sono ridotto anche per le mie carriere. Non ho fatto che carriera, perché poi che carriera puoi fare. Non ho fatto portare una valigia a nessuno. Di solito, sì, i baroni di una volta, che sono anche come magari non riconoscono il titolo, e tirava in su qualche allievo, no, l'assistente. Io non sono stata assistente, come volontaria a Trieste, sì, qualche anno. Ma dopo ho conosciuto qualche professore, per queste ho mandato le pubblicazioni, ho avuto un contatto con Carlo Anti, che era stato rettore di Padova, l'Università di Padova, mi ha risposto subito, mi conosceva per qualche pubblicazione mia, sono là, mi ricordo che stavo a Vignese, dove faceva esami di maturità, era presidente, e dopo ho domandato di buon furlano, povero di nome Sidegno, Antimon Degno, se poteva avere un'incarico a Padova. E mi ha detto che combinazione fino a qualche tempo fa aveva l'incarico di insegnare letteratura popolare, non mi ricordo di cui. Adesso libero quel posto, ho dato fatto, insomma, sì. Da lì sono stato lì, ho saltato di un treno di che altri. Sono stato lì dal 56 all'anno del terremoto, al 76. Dal 56, 20 anni, no? 21 anni a Trieste. Ma nel contempo, gli ultimi anni, avevo anche a Padova, ho sbagliato, ho detto Trieste, mi pare, a Padova. Dopo ero in contemporanea gli ultimi anni con Trieste. Dopo io mi ho vinto un concorso, ho andato un anno proprio l'anno del terremoto a Siena, però mi hanno subito chiamato a Trieste, dove ero già come incaricato, e sono passato ordinario a Trieste. E così sono arrivato finalmente alla pensione, che non... come che è l'aspirazione di tutti. E ho sempre fatto algo, non sono buono, anzi come il mio problema è se non hai altri scrivi, anzi, non hai voti di scrivere, perché insomma, non si cucina qua su qualche articolo sul giornale, così. Se no il problema è che c'è di fare, e allora inventi, ho passato in rassegna i libri scolavicà, di anche di ore, che le robe italiane per così dire, e di ore le robe furlane. E allora passato che di, ho tornato a tappare in mano i libri
che avevo letto un giorno sin da ora, non mi ricordavo neanche il titolo, insomma, no? E ho avuto un gran piacere di scogliarsi un'altra volta questi libri che mi interessano. Insomma, ci ripassato tempo di gustarci, ecco.